Disegno di legge sul fine vita già passato alla Camera e a breve all'esame del Senato da modificare pesantemente nel prosieguo del suo iter parlamentare, secondo l'avvocato padovano Domenico Menorello. A Palazzo dei 300 su iniziativa di Università della Terza Età, Partito Insieme, Progetto Veneto e Associazione Popolari Europei con il patrocinio del Comune. Le nuove norme non tutelerebbero a sufficienza i soggetti fragili. Questa proposta di legge è sostanzialmente una proposta di legge eutanasica per spingere verso una morte negli ospedali a persone che, virgolette, siano in condizione clinica irreversibile, ma condizione clinica irreversibile è anche una disabilità, è anche una invalidità. Sotto c'è l'idea che se diminuisce la nostra capacità di autonomia e di autodeterminazione non abbiamo più valore, possiamo essere scartati, è la cultura dello scarto. Da incentivare, secondo Menorello, non è la possibilità di morire, ma l'accompagnamento del malato con cure adeguate, senza lasciare indietro nessuno. Proprio la Corte Costituzionale qualche giorno fa, con la sentenza 50, ha detto attenzione alle situazioni di abbandono, perché lì si possono compiere scelte, diciamo in qualche modo di disperazione, e sono scelte irreversibili che il nostro quadro costituzionale dovrebbe evitare. Più cure palliative e meno eutanasia. Nelle soluzioni certamente incidono, il senso dell'etica, della morale che ciascuno di noi ha, ma riteniamo che la legge debba contemperare, in uno Stato laico, debba contemperare tutti gli interessi contrapposti e soddisfare un bene comune e della collettività.